Però hai sempre 40 anni, quindi 40 anni non li puoi togliere i 40 anni. Nella mia testa il mio compito era quello di farmi trovare pronto e di far vedere in campo che io potevo dare molto ancora, potevo dare il mio contributo per quello che era la richiesta della società. Quindi penso di aver dato qualcosa. Loro mi hanno dato sicuramente molto, perché mi hanno dato la possibilità di giocare per 3 anni, fino a 43 anni, e poi di battere il record di aver fatto il gol più vecchio nei professionisti, quindi quello mi ha arricchito ancora. Quanti anni? 42 anni e 7 mesi, se non sbaglio, gol contro la Recanatese su punizione a Porto Recanati, sì. Faccio un giro, versano un po' di Benvenuti alla puntata numero 17 del nostro podcast Faccio un giro. Prima di iniziare a presentare l'ospite, vi ringraziamo ancora una volta per i numerosi commenti e attestati di stima che stiamo ricevendo. Vi chiediamo ancora una volta di iscrivervi al nostro canale YouTube Faccio un giro. Per voi pochi secondi di tempo perso, per noi un grosso aiuto. Oggi per la puntata numero 17 abbiamo ospite Emerson, calciatore all'ultima stagione alla Nuorese. Benvenuto al nostro podcast. Grazie, ciao Giampaolo, grazie per l'invito, è un piacere partecipare al tuo podcast. Sono contento di averti qui. È passato un po' di tempo dalla prima volta che ci siamo sentiti, per impegni soprattutto miei non eravamo ancora riusciti a vederci. Parto subito con una curiosità. Prima fuori dai microfoni ti ho chiesto come dovevo chiamarti, perché ho sempre difficoltà, non so bene come funzionino i nomi brasiliani, perché ricordiamo che tu sei brasiliano e tu mi hai detto di chiamarti Emerson, perché Emerson è il nome, quello che per noi è il nome comune, diciamo. Sì, Emerson è il mio nome, cognome è Ramos Borges, che viene da Ramos dalla parte di mia madre e Borges dalla parte di mio babbo. Quindi in Brasile le donne quando si sposano prendono il cognome del marito e diventa un doppio cognome. Quindi i figli crescono di conseguenza i figli prendono il cognome della madre. Una scelta molto giusta, la trovo, perché se ne parla sempre in questo periodo. Sì. Mi sembra una scelta molto... Questa domanda mi viene sempre fatta per il fatto del lungo cognome che abbiamo in Brasile. Molti mi chiamano Ramos, molti mi chiamano Borges, perché magari sono convinti che il mio nome sia o Ramos o Borges. E quindi... mio fratello per esempio ha 2 nomi e 2 cognomi. Mio fratello si chiama Davi Alexandre e Ramos Borges di cognome, quindi quando deve firmare, deve mettere una sigla e risparmia il tempo. E questa curiosità ce la siamo tolta. Come faccio sempre con gli ospiti, e io studio un pochino, adesso abbiamo internet, quindi sono andato un po' a studiarmi la tua storia. Come abbiamo detto, tu sei brasiliano, e anche col calcio i tuoi primi inizi sono stati in Brasile. Te lo chiedo perché sono sempre stato curioso, non ho amici brasiliani, quindi non l'ho mai potuta fare, allora la faccio a te. Che cos'è per un brasiliano il calcio? È come un piatto di pasta, un piatto di riso e fagioli, è necessità, è vita, è tutto. Soprattutto per me che sono cresciuto per strada, giocando con i miei amici nei cortili di casa. Avevo la fortuna di avere un cortile di casa molto grande e quindi lì mi facevo il mio campo, la mia porta, giocavo anche da solo. Molte volte ho giocato da solo, sognavo, desideravo di arrivare dove poi sono arrivato con la fortuna e sicuramente con dedizione. Però il calcio in Brasile è veramente uno stile di vita, diciamo che è proprio la parola giusta, è uno stile di vita perché è vissuto in una maniera maniacale. Cosa sogna un bambino brasiliano se pensa al calcio? I bambini da noi in Italia sognano di arrivare in Serie A e poi un domani l'aspirazione più grande è che indossare la maglia della propria nazionale. Un bambino brasiliano, e nella tua esperienza appunto, cosa sognavi tu da bambino? Io il mio sogno principale era
All'inizio, da piccolo, volevo giocare dove giocava mio fratello, nella squadra del mio quartiere, e poi giocare nella squadra della mia città, che purtroppo non ho avuto la possibilità, la fortuna di giocare, e poi sicuramente giocare nella squadra che tifa quella a livello nazionale. Io ho tifo il Palmeiras, quindi, e poi giustamente giocare nella nazionale. Oggi sicuramente i ragazzini sognano di giocare nel Real Madrid, nel Barcellona, perché vedono Vinicius Junior, vedono Lamine Yamal, vedono tutti questi ragazzi qua che dal Brasile giovani vanno a giocare in Europa, e il sogno è quello, sia a livello di prestigio sia a livello economico, per cambiare la vita loro e della loro famiglia. Quindi l'Europa è vissuta come un sogno, anche perché il campionato brasiliano, per quanto di livello alto, di livello tecnico alto, magari a livello economico non può garantire ingaggi da sogno come sono quelli dei principali club europei. Oggi i grandi club come ingaggi sono altissimi in Brasile, è cambiato tantissimo dopo il mondiale in Brasile, e le squadre piccole sicuramente non sono come potrebbero essere una Serie C, una Serie B in Italia, e quindi i ragazzi sognano di andare fuori, di avere la possibilità già da piccoli di magari trovare un ingaggio alto per, ripeto, per cambiare la vita a loro e alle loro famiglie, perché molti non hanno la possibilità di fare il percorso in grandi squadre e poi cercano di bruciare le tappe, di pensare subito ai soldi, al denaro, e quindi l'Europa, gli Emirati Arabi, tutto fa gola ai ragazzi. Nel 2003, correggimi poi se sbaglio, perché a volte su internet non sempre si trovano informazioni 2003. giuste. Nel 2003 sei sbarcato in Sardegna, parliamo di più di 30 anni fa, e non te ne sei più andato, a parte esperienze in giro per l'Italia, però attualmente vivi in Sardegna. All'Atletico Elmas, cosa ricordi di questo primo arrivo in Sardegna? Ricordo tutto, perché la prima esperienza dove tutto è iniziato in Sardegna è impossibile dimenticare. Ricordo il giorno in cui sono arrivato, preparazione, l'esordio, l'attesa per la cittadinanza, il transfer. Io arrivo dal Brasile tramite mio cugino Paolo, e quando arrivo non era così facile il transfer dal Brasile, la cittadinanza dovevo aspettare 2 mesi, l'esordio a novembre, però ricordo tutto perché è stata la prima esperienza che mi ha dato la possibilità di farmi notare, di fare i primi passi in Sardegna. Arrivavo in un posto dove non sapevo neanche dove fossi, ti dico la verità. Neanche l'Italia sapevo dove fosse, se ti devo dire con sincerità, non sapevo dove Infatti fosse stavo l'Italia. per chiedere, quando ti hanno proposto di venire, hai cercato? Ho accettato subito perché non sapevo dove fosse, ma il sogno di conquistare qualcosa e l'amore per il calcio mi ha detto no, vai, perché chi lo sa, che non sappiamo mai cosa può... Un salto nel vuoto. Un salto però. nel vuoto, è stato un salto nel vuoto. Io dico sempre, io sono arrivato in Sardegna con una valigia piena di sogni, avevo pochi vestiti ma avevo tanti sogni, e quando mi chiama mio cugino mi fa: c'è una squadra di Serie C che mi hanno chiesto di te, passaporto italiano, tutte queste cose qua. Ho detto vado, alla fine sono arrivato, la squadra era Serie D, ma per me era indifferente, poteva essere anche terza categoria, sarei rimasto lo stesso, avrei fatto lo stesso percorso, perché ti ripeto era il desiderio di giocare a calcio, l'importante era essere in campo e divertirmi. Come sei arrivato a livello prettamente ambientale, non parlo proprio di calcio, e hai visto per la prima volta la Sardegna, cosa hai provato e che similitudini hai incontrato rispetto al Brasile? Ecco. Beh, il primo periodo è stato molto facile perché io avevo mio cugino e un altro ragazzo brasiliano che viveva con me, Marco Tullio, che loro già parlavano l'italiano, e quindi per la lingua ho imparato da solo la lingua, perché mi chiudevo in camera, guardavo il telegiornale, leggevo il giornale perché dovevo imparare la lingua. A livello logistico non ho trovato difficoltà perché mi aiutavano loro, la pratica della cittadinanza mi ha aiutato mio cugino, Virgilio Perra, Fabrizio Frediani, quindi con il tempo ho imparato che i sardi sono non uguali ma sono molto simili a noi brasiliani, quindi lì ho trovato proprio
Lì è iniziato a nascere questo amore che ho per la Sardegna, che poi non è più andato via. Poi ritorneremo alla Sardegna. Dopo l'esperienza, diciamo che la prima esperienza qua in Sardegna, la tua consacrazione è arrivata probabilmente con Livorno, che hai toccato il punto più alto della tua carriera. Oltretutto, leggendo tra gli appunti, il tuo allenatore era l'attuale allenatore del Cagliari, ovvero Davide Nicola. Davide Nicola, sì. Che ricordi hai di quell'esperienza? L'esperienza a Livorno sicuramente è stata dove ho toccato la parte più alta della mia carriera, arrivare a giocare in Serie A. Me lo sono appuntato, 33 anni, quindi anche in un'età matura. Avevo 33 anni quando ho esordito, perché era il 2013, quindi avevo 33 anni. Nel mio percorso sapevo che potevo arrivare solo vincendo il campionato, quindi ho avuto anche la fortuna di vincere il campionato, i playoff di Serie B con Livorno, essere riconfermato, rimanere a Livorno e giocare praticamente tutto il campionato, tranne qualche partita squalifica o infortuni che ho avuto, ma di essere un protagonista di quella squadra per me è stato proprio il livello più alto che c'è stato. Tra l'altro Davide è stato mio compagno di squadra, è stato il mio compagno di squadra a Lumezzane, poi ci siamo separati perché io poi sono andato alla Regina in Serie B, lui fece un altro anno come allenatore, poi è stato preso dal Livorno e lì le strade si sono di nuovo rincontrate e lì è stato proprio il momento più alto della mia carriera. Spesso nel calcio di oggi non tutti fanno la cosiddetta gavetta. Tu invece sei l'esempio proprio limpido di che cosa voglia dire fare la gavetta. Hai detto che sei arrivato in Italia inizialmente per una Serie C, poi hai fatto la Serie D, fatto la Serie D, la Serie C, la Serie B, sei arrivato fino alla Serie A. Hai giocato in tutte le categorie principali. Pensi che arrivarci così sia un percorso un po' più completo oppure l'importante è arrivarci? Nel senso, tu, come hai detto una frase dove in Serie A potevo arrivarci solo vincendo il campionato, come che magari non ti avrebbero magari acquistato un club di Serie A. Ma sicuramente per il livello, per quanto riguarda la mia età, a 33 anni non penso che venga preso un giocatore per giocare o in Serie B o in Serie A. E la vedo anche giusta, perché alla fine, se vogliamo fare qualcosa di importante nel calcio, bisogna dare spazio sempre ai giovani. Quindi io sapevo che dovevo dare qualcosa di più. La gavetta, io dall'eccellenza in su ho giocato in tutte le categorie, e anche in C2, perché poi c'era la C2 nel periodo che io ero al Nuoro. Ho fatto piccoli passi, ma sempre con la consapevolezza che la categoria dove mi trovavo per me era il massimo che potevo arrivare, pensando sempre di fare un saltino in più. Forse quella è stata la mia... ho maturato piano piano i miei sogni, li ho sempre portati avanti sapendo, fortunatamente sono molto realista, so che in quel momento quello merito e quello devo conquistare e me lo devo mantenere. Poi piano piano ho ricevuto richieste, sono andato avanti e quando mi era arrivata la richiesta per andare a giocare in Serie B alla Regina avevo 32 anni e avevo appena firmato un rinnovo di contratto a Lumezzane di 5 anni, quindi lì per me è stata difficile la scelta perché ero lì da 3 anni e avevo firmato 5 anni di contratto con la possibilità di smettere e di fare altro già a Lumezzane. E lì è stata una scelta molto difficile per me, infatti ho lasciato nelle mani della società e ho detto alla Regina: se il Lumezzane mi permette di andare a giocare in Serie B io ci vado, altrimenti non vado a fare la guerra, non vado a discutere, a chiedere di andare via, perché nel mio modo di vedere la riconoscenza è la cosa che mi ha sempre contraddistinto. Anche perché 5 anni di contratto voleva dire fiducia, a quell'età esatto. Era avevo anche un post. Avevo quasi 32 anni, quindi 5 anni di contratto vuol dire avere un contratto assicurato fino a 36 anni, quindi non è solo il contratto in sé,
è proprio la riconoscenza di quello che avevi Certo, fatto nei la 3 anni, fiducia. la fiducia nei miei confronti, quindi quello per me contava più di tutto. E quindi poi piano piano ho scalato le categorie, ho avuto la fortuna anche di fare gol in tutte le categorie che ho giocato, dall'eccellenza fino ad arrivare in Serie A, e poi anche in promozioni, che poi quando sono tornato a Nuoro. Però io lo rifarei tutto il percorso da zero. Giustamente sarebbe meglio non fare Queste questo stazioni. questo giro lungo per arrivare a giocare in Serie A. Normale che uno vorrebbe uscire dalla primavera e andare a giocare in Serie A, magari dall'eccellenza essere visto, perché poi ci sono giocatori forti anche in eccellenza. Io avevo 25 anni quando giocavo in eccellenza. Ho ricevuto richieste per andare a giocare in categorie più alte, poi non c'è stata la possibilità di andare. Ho continuato il mio percorso, ho detto io voglio questo, poi un giorno faremo i conti. Sì, ma questo è un classico esempio, perché adesso dopo una stagione sfortunata vengono già etichettati i giocatori come scarsi, finiti. Uno che ricordo, che è proprio un esempio come puoi essere tu, è Luca Toni, esordito in Serie A, che era grandetto. Poi ha segnato caterve di gol, è andato al Bayern Monaco, ha vinto il mondiale. Poi è chiaro, come dici tu, che non si prende spesso un 33enne, un 34enne, non si acquista dalla Serie A, però poi le prestazioni di un giocatore vengono viste da tutti, e se uno esplode perché magari per un livello di maturità, oppure cresce, merita, alla fine poi l'età, tu lo puoi dire che giochi, assolutamente. ai compi fra qualche mese 45 anni, 45. è solo un numero. Hai nominato la Reggina, squadra storica del Sud, che ti ha permesso di andare in Serie B. Com'è salire di categoria e confrontarsi con un campionato superiore? Tu le hai fatte tutte, quindi ogni anno un passettino. Quante differenze hai trovato, e soprattutto, secondo te, qual è il divario più ampio come campionati? Dalla C alla B, dalla B alla A? Dov'è che hai trovato proprio le maggiori differenze? Dalla Serie C con l'Umezzane, è una squadra che puntava molto sui giovani, quindi noi avevamo tantissimi giovani in squadra. Io ero uno di quelli più grandi, avevo 29 anni, 28 quando sono arrivato all'Umezzane, quindi il salto alla Regina sicuramente è un salto di mentalità, perché la differenza tra la Serie C e la Serie B non è altissima. La mentalità è quello che ti porta a stare nella categoria, perché poi giochi con gente che già nella categoria è abituata a giocare, quindi ti facilita tantissimo tutto quello che fai a livello mentale, a livello tecnico, a livello fisico, quindi ti devi adattare o non ci puoi stare lì dentro. Chi era l'allenatore? Era Roberto Breda e Angelo Gregucci, sono stati gli allenatori quell'anno, sì. Però il divario più grande è dalla Serie B alla Serie A, quello è un divario più grande. Dalla C alla B sì, c'è la differenza, perché le categorie non è che ci sono lì per... non sono messe a caso. Non sono messe a caso, sono fatte apposta le categorie, dall'eccellenza arrivare in Serie A. Però il divario più grande è quello dalla Serie B alla Serie A, che in Serie B ci giocano tantissimi giocatori che magari hanno già fatto carriera in Serie A e magari scendono in Serie B perché o retrocedono o perché magari hanno una proposta economica molto elevata, o magari vanno a giocare nella Sampdoria, che è una squadra storica che vuole risalire, che purtroppo non è riuscita a fare quello che voleva. Però sicuramente la differenza tecnica e soprattutto mentale dalla Serie B alla Serie A è molto molto grande, quindi per rimanere lì bisogna essere veramente forte in tutti i quesiti. Tu hai avuto la fortuna di arrivarci tramite i playoff, ma soprattutto di confermarti, perché se non ho letto male hai fatto più di 30 presenze il tuo primo anno in Serie A, quindi vuol dire non esserci arrivato per caso, ma la sono conquistata e l'ho giocata da protagonista. Ho fatto 32 partite col campionato. Sì, perché poi quando ci siamo seduti per confrontarci, per rinnovare il contratto, io volevo capire qual era la mia posizione. Volevo essere solo tranquillo di dire: mi posso giocare le mie carte, rimango. Se non posso giocare le mie carte, anche perché sapevo di avere 33 anni e magari la società voleva puntare sui ragazzi più giovani, magari su altri giocatori che magari potevano arrivare e dare più qualità a livello di Serie A per la squadra, quindi
mi è stata data la fiducia, e quindi lì ho capito che mi potevo giocare le mie carte, e così è stato. Se ti avessero detto non so quante presenze potrei fare, avresti rinunciato a un passo dal... Non lo so, forse... Sarebbe stata una scelta difficile come quella a Lumezzana. Sono rimasto perché non era una garanzia, però avendo Davide Nicola come allenatore sapevo di poter giocare le mie carte, quindi mi avrebbe detto a lui, perché il rapporto tra noi era di sincerità, di lealtà, quindi lui è una persona più o meno come sono io, me l'avrebbe detto, quindi io lì ho capito che potevo giocare le mie carte, magari non giocavo 32, giocavo 15, per me già era una vittoria, perché giocare in Serie B, giocare in Serie A c'è sempre quel desiderio di arrivare e dire sono arrivato con le mie gambe, con le mie forze, senza saltare addosso a nessuno, senza passare sopra nessuno, quindi quella per me è stata la mia vittoria più grande. Hai giocato tanti anni in Sardegna e l'anno di Livorno hai dato un piccolo dispiacere ai tifosi del Cagliari. Anche a me, perché io sono tifoso del Cagliari, quindi ti faccio due domande in una. Intanto, se lo ricordi quel gol famosissimo al Cagliari, un siluro da 40 metri. E la seconda domanda è se c'è mai stata la possibilità, e se, appunto, immagino ti sarebbe piaciuto essendo tifoso del Cagliari. Dimenticare è impossibile, perché già non dimentico di mio, perché forse come valore di categoria sono stati i 2 gol più belli della mia carriera, quello col Cagliari e quello col Torino, e quindi dimenticare è impossibile, perché poi anche la gente che mi incontra si ricorda, me lo fa ricordare per forza, quindi e mi dicono potevi fare con un'altra squadra, e io gli dico anch'io sono tifoso del Cagliari, quindi lì per lì alla fine in campo non potevo pensare di essere tifoso del Cagliari, perché io rappresentavo una città e quindi dovevo essere al massimo al 100% col Livorno. Col Cagliari qualcosa è venuta fuori negli anni, sai, vieni a sapere dopo, quando sono successe le cose. Non ti nascondo che è sempre stato il mio desiderio giocare nel Cagliari, perché quando arrivo in Italia nel 2003 il Cagliari gioca in Serie B, quindi vince il campionato, promozione in Serie A, noi ci salviamo tramite play-out, la festa della salvezza nostra è nello stesso... Si è unita a quella del Cagliari. Si è unita allo Spazio Newton, che era una discoteca di Cagliari, e ci siamo ritrovati lì tutti e 2 le squadre a festeggiare, una la promozione e l'altra la salvezza, e io andavo allo stadio a vedere le partite, Gianfranco Zola, poi ho giocato con Gianluca Festa, con Marco Sanna, gente che aveva giocato nel Cagliari, quindi io ho sempre sperato di avere la possibilità di giocarmi una possibilità nel Cagliari. Poi con gli anni non è stato possibile, magari non si è concretizzato niente, però quello non toglie la mia stima. Io quando posso porto mio figlio a vedere le partite, perché quest'anno soprattutto perché c'era Davide Nicola, quindi sono andato molte volte a vedere la partita, quindi rimane sempre il tifo per il Cagliari. Hai parlato della Regina, mi ricollego a quello, storica piazza del Sud, ma non è l'unica piazza del Sud dove hai giocato. Hai fatto anche un'esperienza importante a Potenza. Cosa ricordi di quell'esperienza? 2 anni bellissimi, perché ho trovato una città più o meno come siamo noi in Sardegna. Sembrava di vivere a Nuoro nei momenti che vivevo a Potenza. Venivo da una stagione alla Ferrara Pisaro dove ho giocato poco nella seconda parte di campionato per scelta tecnica, e avevo bisogno di stimoli nuovi per ripartire. Non volevo finire così la mia carriera, perché avevo 38 anni, quindi ho pensato voglio fare un altro anno, e tutti gli anni dico così perché poi alla fine vado avanti, e ho detto a mia moglie voglio fare un altro anno, però voglio andare a giocare al sud, perché gli stimoli sono diversi, le piazze sono più calde, non che le piazze del nord non siano calde, però al sud c'è una marcia in più rispetto a quello. Un amore viscerale per la squadra. Anche a livello extra campo, che ti fanno sentire importante anche in altre maniere.
E quindi tramite il mio agente era arrivata questa proposta che non era proprio una proposta, era una chiacchierata. E quando lui mi dice che c'era la proposta per andare a giocare al sud, non se aspettava la mia risposta perché pensava che volesse rimanere vicino o a casa o al nord dove ero già. E io dissi subito di sì. Sì, accetto. Ma tu non sai neanche qual è la squadra? Accetto. Fammi parlare perché io voglio andare al sud a giocare, perché è stata la scelta proprio azzeccata, perché ho fatto 2 anni lì e ho vissuto veramente, veramente, veramente bene. Sono stato da Dio a Potenza, sia a livello calcistico, perché poi abbiamo battuto anche qualche record, il Potenza non arrivava nei playoff da tanti anni, abbiamo fatto un quinto posto e un quarto posto. Chi era il mister quell'anno? Era mister Ragno all'inizio, il primo anno, poi è stato esonerato, è arrivato Giuseppe Raffaele, che allena il Cerignola oggi. E quindi sono stati 2 anni calcisticamente bellissimi, perché esperienza fantastica, Potenza, poi anche extracampo. Io vivevo in centro storico e vedevo la gente tutti i giorni, vivevo come uno di loro, mi hanno fatto sentire a me e alla mia famiglia come uno di loro, e quindi quello per me è rimasto veramente impresso nel mio cuore. Hai fatto una scelta che va un po' in controtendenza, perché invece spesso succede il contrario, che magari si vuole andare a giocare al nord perché appunto il sud, anche a livello magari di pressione. Sì, o si sente troppo la pressione, oppure a livello di luoghi uno dice vado al nord, ho 2 passi Milano oppure Roma, anche per girare, per l'extracalcio. Invece tu cercavi proprio l'opposto. Sarà che io vivo così, io vivo di passione, ho sempre vissuto di passione, sono uno molto, molto passionale, mi piace il rapporto con le persone, non mi sono mai sentito un calciatore, perché io dicevo sempre alla gente, quando mi trovavo con la gente al centro storico, bevevo il caffè con le persone, con i tifosi, ma di calcio non si parlava mai, si parlava di tutt'altro, perché lo chiedevo io, perché io lì non ero calciatore, lì io ero Emerson, in quel momento una persona come loro, perché diciamo che molti ci vedono come delle star, dei VIP, ma noi non siamo così. Noi allo stadio io voglio che la gente venga, tifi per me, urli il mio nome, mi critichi, mi dica qualcosa per magari spronarmi quando magari le cose non stanno andando bene, però fuori dal campo mi è sempre piaciuto vivere come uno di loro, perché prima di essere calciatore, prima di rappresentare una società di calcio, io rappresento una città, quindi dietro la società di calcio c'è sempre la città, e il cittadino va allo stadio, ma lui pensa che in quella maglia c'è una città dietro che soffre e che vuole crescere, vuole fare le cose importanti. Quindi per me è sempre stato importante il rapporto con le persone, perché ti fa crescere, ti fa conoscere culture, ti fa crescere luoghi nuovi e quindi ti fa stare bene. La Sardegna, come abbiamo detto, ha rappresentato tanto per te, sia a livello calcistico che a livello personale. 2 città per eccellenza, Nuoro, dove hai avuto 2 esperienze diverse, e Olbia. Dopo gli anni a Potenza, dove ti sei tolto, come hai detto tu, grandi soddisfazioni, arriva la chiamata dell'Olbia. Io ricordo quando sei stato annunciato che c'era un po' di gente che, non dico che storceva il naso, però una squadra che prende un giocatore di 40 anni, per quanto abbia fatto bene, largo ai giovani, bisogna far giocare i giovani, non capendo che spesso in un gruppo i giovani sono chiaramente fondamentali e importanti, ma i giovani hanno bisogno di essere guidati. Quindi mi ricordo, non tutti per la verità, ma qualcuno era un pochino scettico. E invece sei arrivato a Olbia e hai zittito un po' tutti. Non tu personalmente, perché sei sempre stato molto, molto tranquillo e hai sempre fatto parlare il campo piuttosto che i social o le interviste. Ci puoi raccontare com'è nata l'idea Olbia e cosa ti ha convinto ad accettare la proposta? Mi ricordo la chiamata, stavamo giocando i playoff col Potenza in quel periodo. Abbiamo giocato contro la Triestina in casa, avevamo vinto la partita e ricevo un messaggio da un amico, Edoardo Gianno, che mi diceva che era nato la possibilità del mio nome a Olbia,
che volevano una figura di esperienza, tutto quanto, la persona, a livello umano, di venire, perché a 40 anni non è detto che uno magari non possa dare niente. E lì per lì, sì, ci ho parlato e non è che era nata lì l'occasione, però poi piano piano, telefonata, messaggi, io dovevo giocare ancora i playoff, dovevamo giocare contro la Reggiana a Reggio Emilia ai quarti di finale dei playoff, quindi la testa era mirata lì, e quindi lì è rimasto un po' così. Poi finì il campionato, io ero già non dico pronto, però io avevo già capito che era il momento di tornare in Sardegna, perché volevo che i miei figli tornassero qua, crescere qua, perché secondo me era giusto tornare. Diciamo che era finito il ciclo di stare fuori, volevo tornare a casa, volevo riportare i miei figli vicino ai nonni, visto che i nonni paterni sono in Brasile, quindi almeno quelli materni di stare vicini. Quindi era più una scelta di vita, e quindi è cascato proprio insieme l'Olbia con la proposta, e poi l'Olbia mi ha proposto 2 anni di contratto a 40 anni. Per me era una cosa, non era normale. Però in quel momento io, potendo rimanere nei professionisti, ho scelto Olbia, anche se avevo la Norese che mi ha cercato, però il progetto era ancora un po' indeciso, non si capiva bene cosa volessimo fare, c'era molta indecisione, poi alla fine... E poi comunque 2 anni nei professionisti. 2 anni di contratto nei professionismi a 40 anni, io ti dico in sincerità, io non me l'aspettavo di ricevere una proposta di 2 anni, però il presidente in quel momento mi ha proposto quei 2 anni di contratto, io ho accettato. E ti dico la verità che ho letto anche io queste cose ma è giusto, è giusto. Un giocatore di 40 anni che arriva, è giusto così. Ma non solo a Olbia. Io ho sempre letto sui social la stessa frase. È vecchio, viene a rubare la pensione. E quello ti dico che mi ha sempre stimolato. Era uno stimolo in più. Io di stimoli ne ho da vendere. Posso anche regalare gli stimoli. Però quelle cose lì ti gasano ancora di più, perché dici, aspetta, io non devo dimostrare niente a nessuno. Però il campo parlerà quello che sarà quello che ho sempre fatto. Che ho sempre cercato di onorare, ho sempre cercato di rappresentare al meglio possibile, che fosse una partita di calcetto, una partita a carte. Una volta che tu hai quell'impegno lì lo devi mantenere al massimo. Quindi questa cosa ero già abituato, ero già vaccinato, anche Livorno, Reggio Calabria, a Padova. E poi c'è stato anche qualche aneddoto di qualche persona che è venuto a chiedermi scusa perché aveva scritto sui social che ero vecchio, che non ce la facevo più, e poi dopo fine campionato magari ti dice no, ti volevo chiedere scusa perché ti ho etichettato come vecchio e poi ci hai fatto vedere altre cose. E io ho detto, io non ho fatto vedere niente, io devo essere professionista e rappresentare al massimo possibile quello che è stata la possibilità che mi è stata data. Quindi a Olbia sono stati 3 anni dove ho avuto la fortuna di stare bene fisicamente e quindi di poter giocare sempre, e quindi sono stati 3 anni importanti, perché poi ho imparato tante altre cose nuove, confrontandomi con persone nuove, cercando di dare il mio massimo possibile per aiutare l'Olbia a crescere sempre di più. Quando qualcuno poi cambia idea e fa mea culpa è anche una soddisfazione doppia. No, sono aneddoti, sono cose che ti fanno sorridere a quel momento, perché io non ho bisogno che uno mi venga a dire che mi aveva etichettato. Magari la gente non ti conosce, non sa neanche chi è. Io quando sono arrivato a Reggio Calabria, la gente non sapeva neanche chi fosse, quindi normale, perché erano abituati a vedere altri tipi di giocatori storici, Bonazzoli, Missiroli, Cozza, Mosa, erano abituati a vedere campioni. Quindi arriva uno di 32 anni che arriva dall'Umezzane a Brescia, dalla C1, quindi uno dice, cavolo, ma da dove arriva questo? Dove l'abbiamo pescato? Piano piano ti dico che queste cose ti danno stimolo, perché dici, aspetta, non è così, quindi io so quello che valgo, quindi però lo devo dimostrare in campo, non con le risposte, perché poi vedo molta gente che va sui social a rispondere alla gente, tante volte e in campo non c'è risposta. Io preferisco rispondere in campo e dare il mio massimo, poi le cose vanno bene, vanno male, io so di aver dato il massimo. Anche perché ritornando a
con i famosi messaggi, comunque non stavi arrivando da perfetto sconosciuto, avevi fatto 2 stagioni alla grande, con i playoff, quindi comunque sì, uno di 40 anni, ma che aveva giocato, non so, 60 partite negli ultimi 2 anni. Però hai sempre 40 anni, quindi 40 anni non li puoi togliere i 40 anni. Nella mia testa il mio compito era quello di farmi trovare pronto e di far vedere in campo che io potevo dare molto ancora, potevo dare il mio contributo per quello che era la richiesta della società, quindi penso di aver dato qualcosa. Loro mi hanno dato sicuramente molto, perché mi hanno dato la possibilità di giocare per 3 anni, fino a 43 anni, e poi di battere il record di aver fatto il gol più vecchio nei professionisti, quindi quello mi ha arricchito ancora. Quanti anni? 42 anni e 7 mesi, se non sbaglio, gol contro la Recanatese su punizione a Porto Recanati, sì. E quindi sono stati 3 anni di molti insegnamenti, di molte cose che a volte dovevi cercare di chiudere un occhio, di non far vedere che magari mancava qualcosa, però il mio compito era quello di trasmettere e di portare la mia esperienza di tutto quello che avevo imparato nella mia carriera, non solo nei professionisti ma anche nei dilettanti, perché quando tu cerchi di trasmettere qualcosa ai ragazzi e riesci e vedi che i ragazzi ti seguono, quello per me è la vittoria più grande. Quando io vedevo i ragazzi che seguivano quello che magari cercavo di trasmettere con i fatti, non con le parole, perché parole sono bravi tutti a parlare, bisogna trasmettere coi fatti, se no i ragazzi non impareranno mai le regole e le cose che devono fare per crescere come uomini. Poi il calciatore è una conseguenza di quello che fai anche fuori dal campo. Oltre all'esperienza con l'Olbia, abbiamo detto l'altra città a cui sei legato è Nuoro, la nuorese. Hai avuto 2 esperienze distinte, raccontaci qualcosa delle 2 esperienze. Nuorese è casa mia, Nuoro è la mia casa. La prima esperienza è stata fantastica, è stata, non dico perfetta, perché poi l'ultimo anno di C2 c'è stata il fallimento, c'è stata la società che poi è andata in promozione. Io ero già andato via alla Taranto, però sono stati 3 anni e mezzo dove ci sono stati 2/3 campionati perfetti perché squadroni, stadio pieno, entusiasmo extracampo, la città cresceva sempre di più, capiva che c'era qualcosa di importante in quel rettangolo di gioco, oltre al calcio, e io lì ho imparato veramente tanto a livello umano, perché Nuoro ti dà tutto, però lo devi conquistare. Una città che è molto diffidente, che non ti dà subito la confidenza, però una volta che tu fai vedere che sei uno di loro è difficile andare via, è difficile. Infatti l'ultima stagione, infatti no, io da lì non sono mai andato via, perché anche quando stavo fuori nel giro per l'Italia a fine campionato ero sempre a casa. Mia moglie è di Nuoro, i miei figli sono nati a Nuoro, tutti e 2, gli amici sono tantissimi, quindi io da lì non sono mai andato via, anche se ero in giro per l'Italia, ma ero sempre con la testa e con il cuore sempre lì, perché, ti ripeto, è casa mia. Anche quest'anno, l'ultima stagione, hai giocato là. Com'è andata? Io sono tornato l'anno scorso dopo aver fatto una parte di ritiro col Budoni. Dopo con l'Olbia c'era la possibilità di smettere e di far parte dello staff tecnico di Greco, però io non volevo smettere di giocare, non ero ancora nel momento di smettere, anche se uno dice ma tu a 43 anni basta, mettiti da parte, no? Però io lì non me l'aspettavo quel passaggio subito da giocatore a collaboratore tecnico. Io volevo giocare ancora un altro anno, avrei giocato un altro anno e avrei smesso, quello sicuramente l'avrei fatto. E poi lì le strade si sono divise, bene, non c'è stato nessun tipo di polemica, io ho solo detto che non volevo smettere ancora, ho ringraziato la società e sono andato a Budoni. A Budoni le cose non sono andate come ci aspettavamo tutti, e
arriva la chiamata dalla Nuorese che c'era il progetto di ripartire dopo la retrocessione in promozione. Mi hanno cercato, mi hanno voluto, Gianfranco Moro che era il direttore allora, col presidente Gianni Pittorra, e lì ho visto che era il momento di tornare a casa, e quindi ritorno a Nuoro, promozione, vinciamo il campionato testa a testa con Alghero, Usinese, poi alla fine siamo riusciti a portare a casa noi. Quest'anno è stato un campionato di transizione dove abbiamo giocato da neopromossa, diciamo così, anche se la Nuorese non dovrebbe giocare da neopromossa, però abbiamo giocato da neopromossi e c'è stato tanti alti e bassi, però più alti che bassi, perché poi i bassi ci sono in una stagione, quindi c'erano molti giovani che si stavano affacciando al calcio regionale. È un campionato molto difficile perché l'eccellenza quest'anno è stato veramente un campionato di livello alto. È andata bene, ci siamo salvati, abbiamo anche conquistato un 6º posto. Una stagione tutto sommato positiva. Sì, positiva, perché con tutti gli alti e bassi a metà campionato c'è stata la reazione, lo spogliatoio era unito e ha capito quello che voleva, e i giovani hanno capito che dovevano dare qualcosa in più per aiutare la squadra, e lì si è creato qualcosa di forte dove ci ha permesso di arrivare anche al 6º posto. Hai detto prima che hai segnato in tutte le categorie in cui hai giocato. Io mi sono puntato, correggimi sempre se sbaglio, 2 gol in Serie A, 7 in Serie B, oltre 30 in Serie C e via discorrendo. Per te, che forse non l'abbiamo detto, giocavi come difensore. Quindi un difensore, ora direbbero i giornalisti, col vizio del gol. Allora, il primo anno io arrivo in Sardegna come terzino sinistro. All'Atletico terzino, poi alla Nuorese, dalla Serie D vado in eccellenza con la Nuorese, terzino, poi in Serie D ho iniziato a fare un po' il centrocampista, in C2 ho fatto centrocampista, non facevo più il terzino perché c'era Esposito che era il terzino sinistro, quindi io giocavo quasi sempre a metà campo. Poi a Taranto sono andato come centrocampista, Lumezzane arrivo come centrocampista, frattura la costola, scusate, mi fratturo una costola e rimango un mese fermo, e quando rientro il mister mi dice: tu fai il difensore centrale da oggi. Leonardo Menichini, che è stato vice di Mazzone per tanti anni. E io in quel momento non volevo accettare di fare il difensore centrale, perché io da bambino inizio a giocare attaccante e mi ritrovo a 29 anni a giocare difensore centrale. Tornando sempre indietro. E lì ci rimango un po' così, faccio panchina per un po' di partite perché rientravo dall'infortunio, la squadra stava facendo bene, a centrocampo non mi voleva più far giocare, i difensori centrali i nostri erano bravi, perché c'era Fabio Pisaccane che giocava il difensore centrale, il capitano della squadra era il difensore centrale mancino come a me, e io stavo per andare via a gennaio di quell'anno lì, stavo per andare a Varese, e il mister blocca la trattativa, dice al presidente assolutamente da qua non si muove, e mi dice: tu devi stare tranquillo, avere pazienza, perché appena hai la possibilità entri e non esci più. Il nostro capitano si fa male al ginocchio, entro io e da lì non difensore centrale. Anche perché hai una peculiarità che è un po' rara, i centrali difensivi mancini, sì, non è che ce n'è tantissimi. Infatti lui mi diceva che aveva fatto la stessa cosa con Mihailovic quando l'ha allenato, che Mihailovic voleva giocare trequartista e lui ha detto: no, tu sei un difensore centrale, e Mihailovic è diventato difensore centrale proprio con lui. Anche lui col vizio del gol. Esatto, anche lui con il calcio di punizione, calci piazzati. E lì poi sono rimasto a Livorno, ho fatto qualche partita a centrocampista centrale, perché Davide a volte magari mancava qualche giocatore, mi faceva giocare centrocampista, ma alcune partite, ma sempre prevalentemente difensore centrale, quindi terzino fino alla Serie D a Nuoro, poi Taranto centrocampista, Lumezzane centrocampista difensore, e poi difensore centrale. Poi sono stato proprio etichettato come il difensore centrale della difesa a 3, perché sono lento. Il classico braccetto. Perché poi realmente non sono velocissimo come difensore,
e quindi mi hanno etichettato che io potevo giocare solo a 3, invece poi fortunatamente sono riuscito a far vedere che, A smentire che anche a 4 potevo giocare come difensore centrale. Quindi... hai giocato con tanti calciatori forti. Se dovessi nominarne uno, ho avuto... magari lo vedevi in allenamento. Ho avuto la fortuna di giocare con tanti giocatori forti, sia in eccellenza, sia in Serie D, sia in Serie C. Poi Serie B giustamente magari vai, il livello si alza. E a Nuoro quello che mi ha impressionato di più, e aveva 39 anni quando è venuto a giocare con noi, è Lulu Oliveira. Era impressionante in allenamento, in partita. Infatti è quel tipo di giocatore, Lulu Oliveira, Marco Sana, Gianluca Festa, sono quei giocatori che ti trasmettono qualcosa. Perché io cerco di fare la stessa cosa oggi, di far vedere ai ragazzi che l'età è solo un dettaglio. Avevano 39 anni, ma erano i primi ad arrivare al campo. In campo davano quello che avevano dentro e ti facevano capire che se vuoi stare in questo sport devi sudare, non c'è niente da fare. Però il giocatore più forte che ho giocato è stato Paulinho a Livorno, attaccante. Era veramente... Sì, quell'anno aveva fatto una super stagione. Impressionante. In allenamento faceva delle cose... Poi Daniele Ragazzu, che è un giocatore che purtroppo non ha avuto... Un po' per colpa sua, perché poi lui lo sa che è un po' anche per colpa sua. Parlavamo anche fuori prima a livello di carattere, di pazienza, perché magari molti pensano che debba arrivare subito quello che vogliono loro, invece bisogna fare delle rinunce, se no non ti arriva quello che sogni. Se non fai delle rinunce difficilmente ti arriverà quello che sogni. Ragazzo è tutt'oggi il più giovane marcatore della storia, esatto, del Cagliari, Serie A, quindi sì. Poco più di 15 lui anni. È un giocatore devastante, in allenamento fa delle cose che tu dici cosa ci fa qua questo. Partita l'ultimo anno praticamente non ci ha salvato da soli, però toccava palla e faceva gol, quindi è stato il giocatore proprio quello determinante per la squadra. E invece se dovessi scegliere uno che hai marcato da avversario? Che magari ti ha fatto... Carlos Tevez. Tevez è l'attaccante proprio più rognoso che ho marcato. Il più intelligente è stato Klose con la Lazio, intelligentissimo, si posizionava sempre bene. Però ho avuto anche attaccanti in Serie C, in Serie B, dove veramente, che poi hanno anche fatto carriera, però erano di passaggio in quelle categorie, quindi ti facevano vedere cose importanti, si vedeva che erano pronti per il salto. Però in Serie A Tevez è stato quello che mi ha dato più fastidio. Come ci si prepara? Cioè, tu sai, sabato sera, domani gioco all'epoca contro la Juve, devo marcare uno degli attaccanti all'epoca e anche degli ultimi anni più forti. Prepari la partita insieme alla squadra, perché la devi preparare di squadra la partita. Infatti abbiamo fatto anche una grande prestazione il giorno. Solo che poi viene fuori il valore della Juve. Era la Juve di Conte, quindi anche con alcune assenze. Però vedevi già l'atteggiamento, la preparazione loro della partita, durante la partita, la differenza tecnica, fisica tra un giocatore del Livorno e un giocatore della Juve. Si vedeva. Paulinho ci poteva stare nella Juve, secondo me. Poteva giocare in una squadra come la Juve. Non ha avuto probabilmente quello che il suo talento meritava come carriera. No, perché non è stato mai visto come un giocatore che potesse fare tanti anni di Serie A. E infatti la sua consacrazione è stata quell'anno. Fece 15 gol in una squadra che è retrocessa penultima in classifica. E quindi ha fatto vedere il suo valore. Poi era grande già, nel senso era Pole dell'86, quindi quella lì aveva già 28, e quindi diciamo che non era nell'occhio del ciclone. Quindi poi ci sono
vari passaggi per arrivare a giocare nelle grandi squadre, sappiamo tutti. Quindi... Certo. E a livello di stadi, per uno che ha calcato praticamente tutte le categorie, arrivi a giocare in stadi come l'Olimpico, come San Siro, cosa si prova? Io vedo adesso ormai con le telecamere vi inquadrano praticamente ovunque, dalle partite, agli spogliatoi, arrivare a entrare in uno stadio come San Siro e dire sto giocando nel tempio del calcio. Arrivare lì in campo, perché io ce l'ho già stato a vedere delle partite a San Siro, ma essere lì dentro protagonista della partita è una cosa che ti lascia senza parole. Per uno che ha girato la Serie C, la Serie D, l'eccellenza, giustamente arrivare lì ti rendi conto che qualcosa di positivo hai fatto nella tua vita, quindi per me era quello. Io c'avevo in tasca, la dico sempre, io c'avevo in tasca i sogni di molti ragazzi che ho avuto come compagni di squadra, che mi hanno aiutato, perché senza di loro non sarei mai arrivato dove sono arrivato. Erano lì con me, in quel momento lì, erano lì a realizzare un sogno che era di tutti quanti, che purtroppo pochi riescono a realizzare, facendo questo giro che ho fatto io, no? E quindi per me era un orgoglio, era veramente bellissimo essere lì, confrontarti con i campioni di nazionali, di grandi squadre. È stato un anno di Serie A, ma è stato veramente intenso e forse difficile da dimenticare ogni momento. Quante maglie hai recuperato durante le partite? Perché io sono un appassionato di maglie, non sei riuscito? Mai chiesto una maglia a nessun giocatore. Per timidezza o No, perché non mi interessasse, volevo vivere il mio momento. In quel momento era talmente la gioia. Volevo vivere il mio momento. Già il fatto di trovarmi nello stesso tunnel con Totti, con Zanetti, con gente del genere, per me era già... Io preferivo vivere il momento che andare a cercare maglie. Certo, è bello avere la maglia di questi giocatori qua, però preferivo tenere la mia incustodita benissimo dentro il cassetto. Volevo vivere perché so quante richieste hanno di maglia anche i giocatori, quindi io magari chiedevo una maglia a qualcuno che magari conoscevo. Mio cognato ha avuto la maglia del Milan perché è milanista. Facevi da tramite a un mio compare ho chiesto la maglia di Zanetti tramite i ragazzi che giocavano con me a Livorno, che erano dell'Inter. L'ho fatto avere la maglia di Zanetti firmata davanti a me. Stringere la mano a Zanetti è stato veramente un momento particolare, perché è uno di quei giocatori che devono servire di esempio a tutti, come giocatore e come persona. Quindi lì era il momento che io ho detto adesso ho vissuto un momento storico per me, quindi quello mi rimane più di una maglia, perché poi la maglia è solo un oggetto. I momenti sono indimenticabili, quelli che rimangono. Come è stato vissuto dai tuoi familiari e dagli amici dell'infanzia? Sei partito dal Brasile per venire a giocare in Serie D in Sardegna e sei arrivato alla Serie A. Immagino che in Brasile il campionato italiano sia seguitissimo. Io lo guardavo quando ero ragazzo. C'era un canale che faceva vedere le partite la mattina e quindi io seguivo sempre. Chiaramente col fuso orario era... Quando c'era la Cremonese ancora in Serie A, mi ricordo che guardavo le partite della Juve, Roma, poi con i brasiliani che venivano a giocare. Oggi no, oggi da qualsiasi parte vedi il campionato italiano, streaming, vedi dappertutto. Prima no, prima dovevo aspettare quel momento lì perché facevano vedere solo quella partita. E diciamo che partire dal Brasile, venire in Italia a costruire quello che ho costruito, non è stato facile, ma è stato più semplice di quello che magari uno può pensare. Come ti dicevo prima, io ho trovato persone che mi hanno aiutato, che mi hanno spinto, che mi hanno voluto bene, che mi hanno fatto sentire di casa. In ogni parte che sono andato a giocare, io ho sempre trovato queste persone. Me le sono cercate anche le persone, perché è giusto che uno, quando va a vivere in una città nuova, si deve adeguare a quello che sono
le culture delle città, quindi ho cercato sempre di farmi voler bene, di avere sempre l'affetto delle persone, perché quello è importante per uno che gira tanto e magari si trova in una città nuova dopo un anno. Per la mia famiglia, per i miei parenti, per i miei amici è stata una cosa meravigliosa. Forse mio padre ha vissuto di più, mio padre e mio fratello hanno vissuto di più il sogno che avevo io, che no io proprio di persona vivendo quel sogno, perché io ero lì, quindi giorno dopo giorno cercando di conquistare il mio spazio, di portare avanti il mio sogno, quello della mia famiglia, che poi sono arrivati i miei figli, con mia moglie che ha rinunciato a tutti i suoi sogni per seguire i miei. Quello è uno stimolo dove ti fa capire che aspetta, questa donna qua ha rinunciato a tutto per stare vicino a me, quindi io qualcosa la devo conquistare, quindi piano piano quello mi veniva sempre più facile, perché poi vai avanti e ti dà la possibilità di confrontarti con persone nuove, con piazze nuove, con categorie più alte, e quando tu sali di categoria è sempre più facile, perché come dico io, quando tu giochi in promozione, vai a giocare in eccellenza, stai giocando sempre con gente più forte, più pronte, più preparate, quindi ti aiutano. Se tu sei predisposto a imparare, impari sempre. Dalla mia famiglia è stato vissuto, secondo me, ma sono sicuro al 100%, che la mia famiglia ha vissuto 10 volte di più il mio sogno che non io proprio. Che tu che lo stavi. Sì, esatto. Quindi le parole più belle che ho sentito nella mia vita sono dei miei genitori, che mi hanno detto che erano l'orgoglio della famiglia. Lì proprio vuol dire che è super Enalotto, proprio fatto la vittoria più bella. La vittoria più bella di tutte, quello. Non c'è la mia famiglia in Brasile, mia moglie, i miei suoceri, mio cognato, tutte le persone che mi hanno sempre spinto e mi hanno fatto capire che io potevo arrivare dove volevo arrivare. Quindi quello era stata la mia vittoria più grande, che i soldi non compreranno mai. Hai mai pensato a un ritorno per chiudere magari la carriera in Brasile, o non sarebbe neanche fattibile perché ormai la tua vita io tutti gli effetti io qua? Calcisticamente la mia vita l'ho creata in Italia, da grande, diciamo così, anche se in Brasile ho giocato con i grandi avevo 16 anni quando ho esordito con i grandi nella mia città. Poi ho giocato nella una squadra della mia città in Serie C, ho fatto 15 presenze, era un campionato corto, poi sono andato in una squadra vicino a San Paolo, che lì è durato 6 mesi lo stesso. Però calcisticamente io qua. Sì, in Italia, anche perché ormai sono 22 anni che sono qua. Diciamo che la mia vita è italiana, il mio pensiero è italiano, io non penso più in portoghese, penso in italiano. Normale quando parlo con i miei familiari in Brasile, ma il pensiero la mattina quando mi sveglio è italiano, quindi ormai il pensiero è sempre così. Calcisticamente devo smettere di giocare qua, sarà qua l'ultima squadra che giocherò, perché il mio percorso calcistico e diciamo anche di vita, perché io da adulto poi ho vissuto qua. In Brasile ho vissuto fino a 22, quindi ero ragazzino ancora, quindi la maturità l'ho avuta in Italia. L'Italia mi ha fatto diventare uomo. Adesso ti faccio una domanda complicata. Purtroppo nelle ultime 2 edizioni dei mondiali l'Italia non si è qualificata, ma inventiamo, andiamo oltre. I prossimi mondiali, finale Italia-Brasile. Emerson, per chi tifa? Non la guardo la partita. Addirittura? Non la guardo. Troppo... Non la guardo. No, vabbè, neanche guardarla, è una sofferenza. È sofferenza, sì. È sofferenza perché è, diciamo, metà e metà. Diciamo 50-50, perché le radici sono brasiliane, l'altra parte è italiana, e quindi l'ho vissuta una nel 94, l'ho vissuta, avevo 14 anni, quindi l'ho vissuta questa. Però ancora non c'era la parte italiana. Non c'era quella parte italiana, quindi no, vado a fare un giro e poi vedo il risultato, poi chi vince va bene. Adesso da poco, così girando sui social, se non ricordo male su TikTok, mi è capitato il video della
pesante sconfitta del Brasile con la Germania, Il 7-1. il 7-1. E riguardandola, io mi ricordo che l'avevo vista al bar ed era una partita folle, cioè dopo mezz'ora forse 5-0. Tu da brasiliano, oppure se hai sentito anche i racconti di chi ancora vive in Brasile, com'è stata vissuta quella partita? Perché ricordiamo che quei mondiali si giocavano in Brasile. Sì. E il Brasile era una delle serie candidate al titolo. C'era molto attesa. Una sconfitta quasi inspiegabile. C'era molta attesa, ma purtroppo si sapeva che la Germania era la favorita proprio alla grande. Per il calcio di Guardiola che era stato portato in Germania, per tante altre cose, per il Brasile che aveva necessità di avere una nazionale più solida, invece molta qualità, e poi si è visto dopo mezz'ora cosa è venuto fuori. Io ero al mare in Italia e non credevo a quello che stavo vedendo, perché dicevo non è possibile che... Cioè a me da neutrale vedevo i brasiliani mi faceva male. Sì, non è possibile che stia succedendo questa cosa qua, perché sembrava un sogno perché 3-0, 4-0 uno può dire ok, sono più forti loro, 4-0, pazienza, è finita così. Poi sono andati sul 7-0, poi ha segnato Oscar forse. Esatto, andiamo sul 7-0, stai giocando in Brasile, pesante, dura proprio, c'è rimasto tutto oggi, sono passati più di 10 anni e tutto oggi si vive il 7-1, qualsiasi cosa venga fuori, politica, qualsiasi cosa, siamo il paese del 7-1, si dice proprio così, è rimasta così, siamo proprio il paese, meritiamo il 7-1. Perché adesso... prima di questo si parlava del Maracanazo, che era successo. Sì, con l'Uruguay, Barbosa, sì. Non se ne erano dimenticati, figuriamoci di questo. No, del 50, stiamo parlando del 50, quindi il 7-1 proprio, che poi tra l'altro il 7-1 l'allenatore era Scolari, che era l'allenatore del 2002, campione che aveva vinto il mondiale. E quindi... Credo che non abbia dormito per diverse notti, ancora sognerà. Credo che ancora, poi anche i giocatori che erano presenti, molti giocatori confermati che giocavano in Europa, la maggior parte giocava in Europa, quindi... David Luiz, forse era il capitano all'epoca, nelle immagini. Giulio Cesare, David Luiz, era... È stata pesante da digerire, penso che non sarà mai dimenticata una sconfitta del genere, perché perdere in casa 7-1... Baggio tuttora dice che ancora sogna il rigore sbagliato a USA 94 e poi sul rigore non fu decisivo comunque, se anche avesse segnato Brasile aveva il match point. C'era la possibilità del Brasile ancora, però quindi immagino. Ti rimane quell'immagine lì perché sbaglia e finisce. Tra l'altro c'è stato un incontro l'altro giorno tra lui e Romario che parlavano di questo episodio e quindi Romario diceva che anche lui aveva un po' di paura di calciare i rigori, infatti ha preso palo gol e ha detto se sbaglio lì finisce la mia storia col Brasile. Sì. I rigori sono micidiali. Adesso da poco è stato nominato nuovo commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti, il primo allenatore straniero dopo non so quanti anni o addirittura forse di sempre della nazionale brasiliana. Forse il primo. C'è stato uno che era naturalizzato brasiliano che era di origini sudamericane, adesso non mi ricordo chi fosse, che è durato poco tra l'altro. Cosa pensi di questa scelta? Ma io ti dico che a me piace tantissimo il suo modo di fare con il calcio, di gestione, perché poi lui è uno che sa gestire molto bene i suoi giocatori. Di calcio sicuramente ne capirà qualcosa, perché uno non vince tutto questo senza capire di calcio, perché molti lo mettono in un livello basso perché dicono che ha fortuna di allenare i grandi campioni, sai, come quando la gente vuole criticare e non dare il giusto merito a chi veramente è uno dei allenatori più vincenti della Champions League. E non ho mai sentito uno dei campioni parlarne male. Esatto. Quindi evidentemente... Il problema del Brasile, secondo me, è la gestione della federazione, che è una gestione fatta da procuratori. Purtroppo è una gestione fatta da procuratori che comandano il calcio.
basta che vai a vedere la convocazione della nazionale, capisci quello che succede lì dentro. C'è molta politica, molti interessi. Da poco Ronaldo ha cercato di entrare e poter far parte di una gestione diversa, di cambiare le cose. Non c'è stato modo perché ci sono 26 federazioni dentro il Brasile regionali che decidono chi entra e chi non entra, e ha avuto 2 su 26, quindi non ha potuto Ed neanche... è Ronaldo, stiamo parlando di Ronaldo. E quindi lì capisci che non c'è la volontà di cambiare. Adesso la scelta di Ancelotti secondo me è per, diciamo, per fare una bella figura, per far dimenticare quella che è stata la gestione fino adesso, per ammortizzare un po' di critiche, di lasciare tranquillo l'ambiente di lavorare, ma se la gestione è quella, le convocazioni sono sempre le stesse, alla fine spero che possa decidere lui. Io spero anche perché comunque tanti brasiliani che aveva Real Madrid l'hanno sponsorizzati, esatto, vari Vinicius. esatto. Spero che possa fare lui le convocazioni, perché le convocazioni non le faceva l'allenatore nella nazionale brasiliana. Infatti Dorival Junior è durato, come si dice a Livorno, meno di un gatto nell'aurelia, quindi non li faceva lui, non gestiva lui la situazione. Purtroppo è così. Purtroppo io seguo tutti i giorni le notizie, vedo le interviste, capisco, vedo anche giornalisti che spiegano la situazione. Non c'è gestione, c'è la gestione proprio. C'è la politica di mezzo. C'è la politica, ci sono questi procuratori che comandano lì dentro e fanno solo per valorizzare i loro giocatori. Abbiamo parlato di Ancelotti, quindi mi ricollego agli allenatori. Qual è quello, se ce n'è uno o se ce n'è più di uno, a cui sei più legato per ricordi, per stesse vedute? Guarda, io sono sempre andato d'accordo con gli allenatori. Ogni tanto mi arrabbiavo con qualcuno che non mi faceva giocare, però quello è comune. Diciamo che è normale, dai. Abbiamo avuto ospite Gianluca Siazzu, che ha detto che lui quando non giocava si arrabbiava. Anche io sono così, quindi è giusto che uno magari non... Vuol dire che uno ci tiene, non vuole stare fuori, vuole aiutare la squadra, però ho sempre accettato le scelte. Allora, se posso ne faccio 2, perché Virgilio Perra è stato quello che mi ha portato in Italia tramite l'Atletico, mi ha fatto tutta la parte burocratica della mia cittadinanza insieme a mio cugino Paolo e Fabrizio Frediani, mi ha portato a Nuoro, perché mi ha portato lui a Nuoro, e anche tecnicamente in campo è stato forse uno degli allenatori più forti che ho avuto la fortuna di lavorare. Ho lavorato con tanti allenatori bravi, però quello che veramente mi ha dato la svolta alla mia carriera è stato Davide Nicola. Uno, perché è stato il mio compagno di squadra per 2 anni, poi il terzo anno è diventato mio allenatore, e poi l'anno di Livorno mi ha voluto lui a Livorno, perché è la verità, che ha fatto proprio il mio nome per andare a Livorno, e lì la mia carriera, diciamo, che ha fatto il salto per andare a giocare in Serie A. E quindi faccio Virgilio Perra e Davide Nicola, perché sono stati 2 allenatori, non che gli altri non siano stati importanti, perché ho imparato da tutti, ho cercato sempre di imparare e di dare il mio contributo e aiutare a quelli che magari avessero bisogno della mia esperienza, o magari di una visione diversa, di cercare sempre anche perché io dico sempre, un giocatore gioca per la squadra, non gioca per se stesso. Se un giocatore gioca per la squadra ha già dato il contributo al 100%, perché tanto il giocatore è unico, gioca per lui perché vuole fare carriera, però passa tutto dalla squadra, e alla squadra chi comanda l'allenatore alla fine. Esatto, concordo, mi trovi d'accordo. Ci stiamo avvicinando alla fine della nostra chiacchierata, e io solitamente agli ospiti chiedo se c'è qualcosa che avrebbero voluto raccontare, io magari non ho chiesto, oppure mi sono dimenticato. No, abbiamo parlato un po' di tutto, dai, soprattutto della vita fuori dal campo, che per me, per un atleta, è la cosa più importante, perché se uno vivi l'extracampo in maniera tranquilla e in armonia con l'ambiente dove si trova, rende di più in campo.
io sono la prova, posso essere la prova viva di quello che sto dicendo, perché io ho sempre cercato di entrare nella filosofia della gente, di andare a trovare le persone quando magari avevano bisogno, di non vivere come un calciatore, vivere come una persona della comunità dove stavo vivendo, perché in quel momento io rappresento quella città, quindi sono un cittadino di quella città, per un anno, per 6 mesi, per 2 anni, io sono cittadino di quella città, quindi io devo dare il massimo, perché quelle persone sono nella stessa posizione mia. Poi la domenica sono il calciatore della società, lì devo dare il massimo. Adesso ti faccio un'altra, l'ultima domanda, difficile come quella della finale. Tu che sei brasiliano di nascita e ormai sardo d'adozione, è più buono il maialetto sardo o la picanha brasiliana? Perché abbiamo anche pubblico che è intenditore di cucina, quindi questa domanda me l'ero appuntata. Ti dico, sono 2 piatti totalmente diversi. Metto allo stesso livello la picanha e il maialetto, perché sono 2 cose diverse, fatte diversamente, e io ne vado matto per... Pensavo mi rispondessi come per la finale, non la guardo, ho detto no, non mangio nessuno dei due mangio per, tutti e due. per non esprimere... Lì mangio tutti e due, perché non è il maialetto, non è la picanha con la pizza. Non è una sfida. Non è una sfida, sono 2 cose che possono essere messe insieme, quindi vanno d'accordo. Vanno d'accordissimo, ed è una cosa che in Brasile non viene fatto come è fatto in Italia. Si fa il maialetto, si fa la costola del maiale, ma si fa in maniera diversa. Però sono 2 piatti totalmente diversi che io mangio volentieri. E possono andare d'accordo. Mangio più il maialetto perché la picanha difficilmente la mangio, magari trovo un ristorante qua, mangio più il maialetto, quindi ti rispondo il maialetto. In questa qua ti rispondo il maialetto perché mangio di più maialetto che non picanha. Quindi l'agnello in umido è un piatto che mi piace tantissimo. Pecora, possiamo stare qua a parlare di cucina in Sardegna, proprio possiamo stare. Ecco perché una vengono puntata. tutti a giocare in Sardegna e poi non vogliono più andare via. La Sardegna è una terra unica, è unica proprio in tutti i sensi, anche con i suoi difetti, perché anche i suoi difetti diventano una cosa importante, perché è quello che dico di Nuoro è molto diffidente, il sardo in sé è molto diffidente, però una volta che tu li conquisti non ti fanno più andare via, quindi quella è una cosa bella, perché se tu non vai più via da qua vuol dire che hai qualcosa di positivo anche tu. Se ti hanno accolto, se mi hanno adottato qua, è quello che dice sempre mia madre. Mia madre la prima volta che è venuta in Sardegna non voleva visitare la Sardegna, l'Italia. Lei voleva vedere come trattavano suo figlio. Giustamente da mamma. E infatti ha visto come mi trattavano a Nuoro, ha detto che adesso posso morire tranquilla perché mio figlio è in buone mani, quindi sono tranquilla e poi sono tranquillo anche io, quindi questa ormai è casa mia, la Sardegna proprio. Forse posso dire con molta tranquillità la Sardegna adesso è più del Brasile la Sardegna, perché è diventata veramente casa mia a tutti gli effetti. Io non posso fare altro che ringraziarti per questa bellissima chiacchierata, per aver accettato il nostro invito. Spero ti sia divertito e abbia potuto, e sia emerso, e penso di sì, che persona e che atleta sei stato e sei tuttora. Non ti chiedo il futuro perché sono convinto che giocherai. Anche a Gianluca Siazzo ho detto così. No, non te lo chiedo, anzi te lo chiedo, e lui mi ha garantito che almeno un altro anno lo fa, immagino anche tu. Ti ringrazio tanto per essere venuto ospite. Sono io che ti ringrazio, è veramente un piacere. Abbiamo parlato di cose molto, molto belle. Se poi ti faccio i complimenti. Per quanto riguarda il futuro, sì. Se mi danno ancora la possibilità di giocare, voglio stare in campo, perché so di poter dare qualcosa ancora. Anche se faccio 45 anni ad agosto, ho la fortuna di stare bene fisicamente, quindi ho ancora la voglia di andare al campo a fare allenamento e di spronare i miei compagni
di arrabbiarmi quando perdo una partitina durante l'allenamento. Durante la settimana. Quello dimostra che ancora c'è fuoco dentro e me lo porto fin quando non sono di troppo. Quando sarò di troppo mi renderò conto da solo che è il momento di mettermi da parte e fare tutt'altro, perché è giusto che i ragazzi abbiano spazio, però io voglio che i ragazzi capiscano che per avere spazio se lo devono ritagliare. E, come abbiamo parlato prima, la scalata è quella. Io ho fatto la scalata perché in ogni allenamento dovevo dare sempre di più. Se davo sempre lo stesso in 5 allenamenti rimanevo indietro, e quindi bisogna sempre dimostrare e riconfermarsi allenamento dopo allenamento. Solo così si può conquistare qualcosa. Adesso vediamo se la mia previsione della finale dei mondiali Italia-Brasile se si avvera. Ti chiamo per venire a vederla. La guardiamo insieme allora. Ti ringrazio Grazie ancora una mille. volta e ringrazio i nostri spettatori per averci seguito, e la GL Produzioni che ci permette di andare in onda, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Faccio un giro, versano un po'